È partito simbolicamente da Piazza dei Signori il primo bus per le Olimpiadi. Dal 4 al 22 febbraio Treviso sarà collegata con Cortina con due corse giornaliere che partiranno realmente dall'aeroporto Canova, confermate in stazione dei treni, Conegliano, Vittorio Veneto, Calalzo, fino al capolinea nella perla della Conca Appezzana. Un servizio che sicuramente interesserà i trevigiani appassionati di sport invernali, ma soprattutto tanti turisti che hanno scelto la marca come base per una vacanza olimpica. Un servizio secondo noi molto utile per sfruttare al meglio quella che è una grande opportunità sportiva, turistica come le Olimpiadi. Ricordo che l'aeroporto di Treviso è l'aeroporto più vicino a Cortina e quindi di fatto siamo alla porta delle Olimpiadi. Un'iniziativa di mobilità di marca in collaborazione, oltre che il Comune di Treviso, con Fondazione Marca Treviso, nata per promuovere il territorio trevigiano. Sotto il profilo della promozione del nostro territorio, questo da 1 a 10 quanto vale? Questo vale 11, non vale 10, per fare da servizio al turista già presente e a coloro i quali arriveranno e per raccontare che è una provincia organizzata e di conseguenza anche una provincia attrattiva. Ma in termini di numeri avete già qualche riscontro? Allora, in termini di numeri in questo momento no, ma le stime sono veramente ottime, soprattutto il last minute che di weekend in weekend sta sempre più riempiendogli alle strutture ricettive in destinazione. Perché MOM ha deciso di fare questa linea? Insomma, siamo alla vigilia di un evento storico unico che non si ripeterà più per il territorio. Per arrivare a Cortina ci sono delle limitazioni al traffico normale, privato e quindi il trasporto pubblico credo che sia l'occasione proprio per far vedere che la mobilità pubblica serve. Con un biglietto di andata e ritorno a un prezzo basso, che è 25 euro, si possono prenotare anche subito dal nostro sito e quindi abbiamo pensato che questa fosse la soluzione migliore. Biglietto calmierato grazie anche a dei sostenitori dell'iniziativa. Abbiamo anche di sponsor ovviamente, dei partner, la Fondazione Marca Treviso e la Banca Prealpi sono due partner che ci hanno aiutato anche economicamente, quindi noi crediamo che con gli incassi dei biglietti e con gli incassi dei partner di arrivare ad fare un pareggio. Un servizio in collaborazione con Dolomiti Bus, alla quale MOM presta uomini e mezzi. Dolomiti Bus in questi giorni bersagliata dalle polemiche per il bambino di 11 anni lasciato nella neve a Vodo di Cadore. Sono 20 gli autisti impiegati nell'area bellunese, 12 sono gli autobus e 5 sono gli steward. Quello che è successo è inspiegabile, io credo che bisogna usare il buon senso, uno se non ha il biglietto bisogna comunque portarlo a casa. Qua non deve capitare, non deve capitare più.